Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata dedicata ai bronzetti, quindi all'archeologia della Sardegna. Vi ricordo che questa serie di appuntamenti che vanno in onda il venerdì, sempre alle 19, in diretta diciamo sul mio profilo, sono organizzati dall'associazione Onebu nel più ampio diciamo, progetto che vede l'iniziativa dell'Associazione Sardegna verso l'UNESCO per inserire i monumenti identitari della Sardegna nuragica e prenuragica, perché qualche monumento importante è stato fatto anche nelle culture precedenti, inserirlo nella lista dei beni del patrimonio dell'umanità. Quindi parleremo di bronzetti. Vi ricordo che i venerdì precedenti abbiamo parlato dei nuraghi, dei pozzi sacri, delle tombe di giganti e andremo a concludere prima di Natale queste nostre serate con un approfondimento venerdì prossimo sulle navicelle bronze che appartengono sempre alla categoria dei bronzetti, ma ne sono state trovate talmente tante che si può fare una serata a tema sulla navigazione antica e sulle navicelle bronze. E poi concluderemo appunto questo ciclo di serate con l'ultimo appuntamento, che vorrei dedicarlo ai giganti di Monteprama. Vediamo se riusciamo a trovare insomma il sistema per riuscire ad andare in onda. E intanto vedo che ormai siete collegati, quindi direi che possiamo iniziare la nostra serata. Faccio la condivisione dello schermo. Ok. Allora, eccoci qua. Come vi ho detto, questa serata è organizzata nell'ambito dell'iniziativa della Sardegna verso l'UNESCO, quindi l'inserimento dei nostri beni identitari nel patrimonio culturale dell'umanità, e quindi tutte queste serate che poi io lascerò su Facebook in registrata e inserirò anche sul mio canale YouTube. Ne approfitto per dirvi: iscrivetevi al canale YouTube, così rimarrete sempre aggiornati sulle iniziative della nostra associazione e sulle serate in cui per colpa di questo Covid siamo costretti a trasmettere online. Quindi diciamo siamo comodamente seduti a casa al calduccio, non dobbiamo muoverci, però non vediamo l'ora di riprendere insomma le nostre attività. Bene, andiamo quindi a iniziare questa nostra serata dedicata appunto ai bronzetti. Ringrazio tutti naturalmente per essere sempre così presenti, partecipare numerosi a queste serate. Sono libere, sono gratuite, quindi più siamo e più abbiamo la possibilità di interagire e di riempire questi vuoti che ci sta lasciando la cultura, visto che le sale, i centri culturali purtroppo sono chiusi, anche i parchi archeologici sono chiusi, e quindi dobbiamo accontentarci del virtuale. Bene, iniziamo allora questa nostra passeggiata, questo nostro viaggio attraverso la storia della Sardegna, e parliamo appunto dei bronzetti. I bronzetti si inseriscono cronologicamente in un periodo attestato fra la fine dell'età del bronzo e l'inizio dell'età del ferro, quindi intorno al X secolo, IX, VIII secolo avanti Cristo. Una cronologia precisa ancora non è condivisa da tutti gli studiosi. Ci sono alcuni archeologi che tendono a rialzare fino al X secolo, anche qualcuno azzarda l'XI secolo avanti Cristo, mentre i più cauti rimangono intorno all'VIII avanti Cristo. Fatto sta che questa corrente culturale pone in Sardegna un nuovo modo di partecipare l'archeologia, nel senso che è un periodo in cui non si costruiscono più nuraghi, è un periodo in cui cambia anche il rituale funerario, perché le tombe di giganti vengono sostituite da tombe a pozzetto, come vedremo poi a Monteprama, ma
ce ne sono anche altre, ad esempio ad Antas e anche nella zona di Portoscuso. Bene, questi bronzetti quindi sono una nuova ideologia, si presentano con questa loro forma molto simbolica che contrasta notevolmente con la civiltà nuragica, che invece era aniconica, non si avvaleva di simboli. Questi bronzetti però ci danno un'opportunità immensa, quella di vedere una sorta di fotografia tridimensionale di personaggi che probabilmente esistevano in quel periodo, e quindi riusciamo attraverso i bronzetti a conoscere il loro vestiario, le loro ceramiche, le loro armi, e quindi in questa panoramica odierna vedrò di farvi vedere qualche personaggio anche difficile da trovare nei musei. Allora, iniziamo subito spiegando che cos'è la produzione di un bronzetto. Allora, dobbiamo avvalerci dell'archeometallurgia, cioè di studiosi che dedicano il loro tempo alla ricostruzione con strumenti dell'epoca, quindi di 3000 anni fa, e utilizzano le procedure che utilizzavano i nuragici proprio per farci vedere come nasceva un bronzetto. La fusione avviene cercando il metallo, quindi facciamo conto di avere già del materiale disponibile, quindi bronzo, che è una lega tra 9 parti di rame e una parte di stagno, che vengono miscelate fra loro per formare appunto un'unica fusione, una lega, che poi può essere fatta colare all'interno di forme. Ecco, in queste immagini vedete uno sperimentatore che con le sue sacche spinge l'aria verso il forno, in modo che la temperatura si sollevi. Sapete bene che la fusione dei bronzetti avviene a circa 1100 gradi, perché il rame diciamo, ha una temperatura di fusione di 1080 gradi, quindi bisogna superare questa temperatura, miscelarlo con lo stagno, e poi bisogna riscaldarlo ancora di più, perché nel momento della colata si raffredda molto velocemente, quindi c'è il rischio che la colata non vada a buon fine. La procedura consente appunto di fusione, consente di versare poi il liquido fuso, quindi il metallo fuso, all'interno di una forma e ottenere un risultato che è quello che ci serve, quindi una zappa, un piccone, una falce. Vedete, qui ho messo diverse forme, queste sono foto fatte al Museo di Cagliari, dove appunto ci sono le forme in steatite e gli utensili già raffreddati e quindi in mostra al museo. C'è da dire che il metallo, prima di essere fuso, veniva trasportato nei villaggi per essere messo a disposizione dei metallurghi. Bene, abbiamo qui le varie forme di rame. Abbiamo delle pannelle rotonde, abbiamo i lingotti oxide, ne sono stati trovati parecchi in Sardegna, ma avevamo anche un commercio sicuramente di rottami. Quando gli utensili in metallo si rompono, possono essere riutilizzati. Vedete bene, ad esempio, il rame per battitura con un martello può essere riscaldato, quindi frantumare i suoi cristalli per trasformarlo in qualche oggetto. In altri casi si faceva direttamente la cottura del bronzo. Ecco quindi che possiamo vedere nei musei armi, lingotti, strumenti di lavoro. Vedete, anche queste sono foto fatte al Museo di Cagliari, sono tutte immagini che ci consentono appunto di vedere i pezzi come erano all'epoca. Ma oggi noi dobbiamo parlare dei bronzetti, quindi devo darvi una spiegazione di come si ottengono i bronzetti con la fusione a cera persa, che è un metodo di lavoro abbastanza complicato. Ci sono pochi specialisti oggi che cercano di fare questa sperimentazione per i bronzetti. Allora, anzitutto c'è da dire che gli artisti, perché di artisti si tratta, realizzavano una forma del bronzetto in cera d'api. Quindi vedete qua nell'immagine in alto, vedete c'è un arciere, c'è un personaggio con le mani sollevate, un offerente, alcuni animali e un carro. Ecco, questi sono preparati in cera d'api, e vengono realizzati precedentemente naturalmente alla fusione. Una volta realizzati questi,
si prepara una miscela di argille, di terra refrattaria, che va a creare un guscio intorno al bronzetto di cera. Quindi si costruisce un guscio tutto intorno e si mette ad essiccare. Fatto questo, si procede alla fusione, quindi si riscalda il bronzo. Quando è a temperatura di fusione, il crogiuolo che contiene il bronzo, guardate l'immagine in basso al centro, viene estratto dal forno e viene versato in questo guscio. Tenete conto che ci sono dei canali attraverso i quali il metallo fuso passa e va a riempire la forma che prima era occupata dal bronzetto in cera. L'alta temperatura espelle immediatamente la cera, si vaporizza, quindi rimane all'interno del guscio un vuoto e il metallo fuso va a riempire questo vuoto. Guardate nell'immagine in basso sulla destra il guscio di terra refrattaria che ormai è diventato solido, quindi bisogna martellarlo, bisogna romperlo completamente per ottenere il prodotto finito che sta all'interno. Quindi, visto che la matrice viene rotta per ogni fusione, si tratta di un procedimento che rende i bronzetti pezzi unici. Ogni bronzetto aveva il suo guscio che è stato rotto nel momento della cottura, quindi nel momento in cui veniva portato alla luce il bronzetto. Ogni bronzetto è diverso dagli altri. Allora, vi ho detto prima che faremo una panoramica sui bronzetti, quindi iniziamo immediatamente questa serata dicendo che i bronzetti sardi esistono in Sardegna, ma i bronzetti in generale non sono un'opera inventata dai sardi. Esistevano già dei bronzetti, vedete in questa immagine ci sono dei bronzetti levantini, sono i classici bronzetti fenici che circolavano appunto nel Mediterraneo, ma vedete, sono tutti uguali e sono anche rivestiti da una patina d'oro, quindi era ricercata la preziosità. Circolavano in pratica come elementi di prestigio, quindi venivano venduti a caro prezzo naturalmente perché il metallo era molto prezioso, ma non rivestivano un'importanza particolare, erano semplicemente degli oggetti di scambio, oggetti esotici che giravano per gli approdi di tutto il Mediterraneo. Vedete invece cosa avviene in Sardegna. Vengono arricchiti notevolmente del nostro simbolismo, sono personaggi che probabilmente in carne e ossa hanno posato per essere poi rappresentati e noi oggi abbiamo circa 500 bronzetti e abbiamo una panoramica veramente completa su quello che era la civiltà nuragica dell'epoca. Io la chiamo civiltà nuragica, ma sarebbe giusto chiamarla civiltà sarda, perché in effetti i nuragici sono i costruttori di torri. Quando ci sono i bronzetti in Sardegna le torri non sono più costruite, anche se probabilmente rimangono sempre nell'ideologia dei sardi. Andiamo a vedere quindi questi personaggi, vedete ci sono personaggi maschili, personaggi femminili, ci sono guerrieri, ci sono sacerdoti, sacerdotesse, quindi tutta una panoramica sulla vita dell'epoca. E iniziamo appunto con il constatare che i nostri bronzetti, a differenza di quelli che vi ho fatto vedere prima dei bronzetti orientali, hanno un'eleganza che li mette decisamente al di sopra del mero valore economico che potevano rivestire. Qui ci sono delle operazioni di arte veramente notevoli. Pensate che i bronzetti sono alti 10-15 centimetri, i più grandi superano di poco i 20 centimetri. Ebbene, all'interno di questi bronzetti cercate di fare le proporzioni. Se un bronzetto è alto 10-15 centimetri, immaginate la difficoltà nel realizzare i dettagli. Eppure sono molto importanti e molto in evidenza. Guardate la bellezza di questo bronzetto, probabilmente un sacerdote o un capo, visto che ha il bastone del comando, che nel petto porta il nostro simbolo della civiltà, che è il pugnaletto a Elsa Gammata. Ecco, questi pugnaletti sicuramente sono degli scettri, sono dei strumenti di potere. Non tutti potevano avere il pugnale
e il bastone o il mantello. Evidentemente fra i bronzetti ci sono dei personaggi delle elite, ci sono sicuramente anche dei personaggi del popolo o forse dei personaggi, vedete, guerrieri che appartengono già a un'elite ma si presentano davanti alle divinità, si presentano scalzi. Vi dico si presentano davanti alle divinità perché la maggior parte dei bronzetti, diciamo quasi tutti i bronzetti, sono stati trovati naturalmente in ambito cultuale e sono stati trovati vicino ai pozzi sacri, vicino ai templi, proprio perché si pensa che questi bronzetti fossero degli ex voto, cioè dei sacrifici in metallo che venivano offerti alle divinità per ottenere una grazia, per ottenere magari una guarigione, quindi anche bronzetti salvifici. Ecco, andiamo a vedere la loro eleganza. Allora, molti di loro hanno la mano alzata in segno di saluto, in segno di rispetto, in segno benedicente, quindi non sono rappresentati in un momento di guerra, sono rappresentati in piena serenità e se li guardate attentamente questi volti trasmettono proprio serenità, non sono aggressivi o chissà sono realizzati per far paura agli spiriti maligni, no, sono raffinati, sono legati al mondo divino, al mondo del sacro. La loro eleganza emerge sicuramente su tutto il resto. In questo caso, vedete, al centro vi ho già detto che questo personaggio col mantello e col bastone probabilmente è un sacerdote, ma sulla sinistra si nota chiaramente un arciere in tutti i suoi dettagli. Vedete, ha questo viso che probabilmente, vedete qui, ha probabilmente una maschera, si nota lo spessore, ma questo non deve stupire perché quando si ha a che fare con le divinità le maschere sono sempre degli strumenti che vengono utilizzati. Ha un arco, è anche tenuto in perfetta posa dell'arciere, quindi conoscevano sicuramente le tecniche di lancio. È curiosa questa freccia posata sul polso, evidentemente avevano una tecnica che oggi non si usa più, ma chissà, forse era funzionale al tipo di arco che utilizzavano all'epoca. E alcuni di loro, appeso nel collo, tenuto da una cinghia, diciamo, da un collare, c'è una pettorina che viene interpretata in vario modo, avremo modo durante la serata di parlarne. Hanno queste tuniche, vedete, una doppia tunica e generalmente si presentano scalzi, pur se qualche bronzetto è stato trovato con i calzari. Quest'altro ha uno scudo rotondo, vedete che ha un umbone al centro e c'è da notare che molti guerrieri presentano questo elmo con la cresta e con le corna. Diciamo che l'elmo cornuto è quello che caratterizza appunto i bronzetti guerrieri. Andiamo a vederne qualcuno di questi guerrieri. Allora, iniziamo con gli spadaccini, vedete. Allora, gli spadaccini hanno sempre un'arma, in questo caso, vedete, l'arma è poggiata, non sono in azione di attacco, è una posizione da parata, stanno posando in una sfilata, in una rappresentazione, in effetti ci sfugge il loro ruolo all'interno, diciamo, di una scena, perché molti bronzetti quando sono stati, quasi tutti i bronzetti, quando sono stati trovati, sono stati strappati via dalla loro posizione originaria e sono finiti in un museo. Quindi nel museo noi vediamo il bronzetto singolo, non riusciamo a capirne il contesto di presentazione, quindi non sappiamo esattamente valutarli perché proprio prendendo un personaggio da solo, isolato, non sappiamo in che contesto metterlo. Vedete, addirittura qui abbiamo il copricapo, siamo 3 spadaccini, ma hanno il copricapo diverso. Hanno l'elmo con le corna, con l'elmo crestato, diciamo. Quest'altro invece ha sempre l'elmo con la cresta, però ha delle corna lunghissime sopra il copricapo. Sicuramente non erano adatte certo per fare un combattimento. Poi abbiamo questo scudo con l'umbone al centro che è identico in questi due bronzetti, con una differenza. Quello al centro, vedete, ha degli spadini che forse potevano essere funzionali a un utilizzo in caso di corpo a corpo, quindi una volta che la spada non veniva persa o si rompeva, si potevano usare questi spadini, sempre che questi siano guerrieri veri.
e non delle rappresentazioni simboliche, anzi queste sono sicuramente simbologie legate al mondo del sacro. Passiamo agli arcieri. Allora, gli arcieri hanno degli archi molto diversi fra loro. C'è l'arco composito, c'è l'arco molto grande, arriva a misurare 1,5 m circa, quindi arriva fino alla spalla. Ci sono degli archi piccoli, quindi diverse tipologie di arco. Anche questi hanno la mano sollevata in segno di saluto, in segno benedicente, hanno l'elmo con le corna, pur con varie differenze, vedete, questo ha delle corna lunghe, queste sono arcuate verso il centro, queste altre vanno verso l'alto. È probabile che queste corna avessero, ognuna delle tipologie avesse un suo valore simbolico. E anche gli occhi sono diversi. Notate come gli occhi a mandorla di questi bronzetti contrastano fortemente con gli occhi a doppio cerchio di quest'altro bronzetto. Un bronzetto che ha gli occhi bene aperti, ricorda un pochettino le statue di Monteprama con quegli occhi concentrici. Inoltre anche il vestiario è diverso. Abbiamo in questo caso nel bronzetto sulla destra, vedete, una tunica doppia, anche in questo al centro grande una tunica doppia, si vede il gonnellino che fuoriesce dalla tunica principale, mentre quest'altro è armato, addirittura ha una goliera, vedete, protetto, quasi come se fosse un guerriero abituato proprio a combattere il corpo a corpo. In questo caso vediamo degli arcieri in posizione di lancio. Tra l'altro l'arciere di Sardara è molto caratteristico con questo gonnellino che mi ricorda molto dei bronzetti orientali che ho visto in un museo, diciamo, nel vicino Oriente. Parliamo delle zone della Siria. E vedete, questa sorta di pelte siriano nel gonnellino ci fa pensare, perché evidentemente questi arcieri non erano soltanto di un'unica tipologia, ma appartenevano forse a diverse legioni, magari combattevano in luoghi diversi, sempre che siano legati alla guerra. Tra l'altro il copricapo di questi arcieri è a calotta, quindi diverso da quelli che abbiamo visto fino adesso. Ecco, qui vi dicevo prima dell'arco l'arco grande, diciamo. Guardate quest'arco, poggia in terra, tra l'altro questo personaggio ha anche i sandali e arriva all'altezza del guerriero, quindi un arco di 1,60 m, 1,70 m almeno. Ricordate nell'Odissea Ulisse che aveva il suo arco, che solo lui riusciva a tenderlo? Bene, possiamo anche ipotizzare che gli arcieri sono anche frutto di una mitologia messa in posa attraverso la bronzistica, quindi non soltanto personaggi veri e propri, ma anche dei personaggi mitologici che sono stati rappresentati, forse delle divinità che dovevano aiutare appunto nelle guarigioni o nelle grazie. Questo sulla destra, vedete, porta una pettorina molto ampia. Io ignoro il significato di questa pettorina, sembra quasi una protezione per non venire feriti in caso di combattimento, ma potrebbe anche essere una sorta di medaglia al valore. Io vedo i generali quando si presentano oggi in TV hanno sempre le loro medaglie diciamo in bella mostra. Guardate, il bronzetto a sinistra ce l'ha leggermente più piccola, però è tenuta da questa cinghia bellissima con questo intreccio probabilmente vegetale, e ha un copricapo anche lui diverso, ha un pennacchio che va in avanti, un po' sembra quasi il nostro berretto che vediamo in alcuni personaggi che sfilano nelle nostre sagre. Passiamo ad altre tipologie. Devo andare abbastanza rapidamente perché capite bene che 500 bronzetti è stata fatta una super selezione, ma devo farvene vedere molti, quindi non posso trattenermi moltissimo su ognuno di loro, ma tanto potrete poi rivederli nella registrazione di questa puntata. Allora, qui abbiamo dei personaggi veramente intriganti, sono dei personaggi doppi, perché abbiamo una donna, quindi un personaggio femminile, grande, seduta su uno sgabello, e in posizione serafica, elegantissima. Guardate un po', sono 3 personaggi diversi questi. Hanno la mano sollevata, questa sulla destra è rotta, ma non dubito che fosse come le altre due. L'iconografia è questa, è la madre con il bambino in braccio, un po'
quella che poi Michelangelo metterà in mostra quando aveva 20 anni. Michelangelo nel Rinascimento ha realizzato quest'opera fantastica che si trova nella città del Vaticano, la Pietà appunto di Michelangelo. Bene, 2500 anni prima di Michelangelo i sardi mettevano in scena questa rappresentazione, ma tenete conto che gli egizi lo facevano già da 500 anni, quindi non è una caratteristica che nasce in Sardegna, ma questa iconografia della donna col figlio in braccio sicuramente suscita molta curiosità. Tra l'altro queste donne sono elegantissime, guardate queste tuniche che arrivano fino alle caviglie, proprio eleganti. Anche il bambino è interessante, ha il suo pugnaletto Elsa Gamata, quindi sicuramente è un personaggio di prestigio. Vi ho detto prima che il pugnaletto è un simbolo, è uno scettro, è un simbolo di potere, quindi si può immaginare che questo personaggio può essere il principe che viene presentato alla comunità, che poi colui che diventerà re, quindi immaginare in un rituale iniziatico queste figure, laddove questa divinità o questa grande madre della comunità presenta il futuro re ai suoi, diciamo, al suo popolo. Adesso vi dico di aguzzare la vista su questo sgabello, perché tutti e tre sono sedute su uno sgabello importante che ho inquadrato anche nella parte posteriore. Vedete questa madre, qui si notano anche le ciocche di capelli che scendono dietro il mantello, e questo sgabello bellissimo, elegantissimo, su scanno diremmo noi qua in Sardegna, e anche quest'altra sulla sinistra, vedete, è uno sgabello abbastanza particolare. Questo sgabello ha attirato la mia attenzione, perché io quando ho visto queste donne sono andato a rivedere delle immagini e ricordavo che ad Alghero, nel nuraghe Palmavera, avevo visto in un edificio importante, vengono chiamate capanne delle riunioni, non sono capanne, sono edifici veramente grandi, ricordavo di aver visto appunto vicino alla vasca per le purificazioni all'interno di questo edificio un piccolo tronetto che in effetti poi gli archeologi hanno stimato come trono. E allora ho detto, ma se questo è un trono ed è identico, vedete, in pietra, questo trono è identico allo sgabello sul quale sono seduti questi personaggi femminili, possibile che queste persone, che queste donne fossero delle regine? Se sono sedute in trono, evidentemente c'è questa possibilità, però non abbiamo dei dati, diciamo, delle testimonianze che ci possano assicurare su questa suggestione che vi sto proponendo, e quindi ve la lancio lì. Io ipotizzo che la Sardegna in quel momento si avvaleva della collaborazione di regine, e quindi la donna era tenuta in grande conto nella comunità sarda. Poi, quando qualche archeologo mi mostrerà un re seduto, cioè un personaggio maschile seduto su questi troni, sarò pronto naturalmente a cambiare idea. Fino a quel momento però abbiamo la rappresentazione di almeno 3 regine sedute in trono. Naturalmente questi personaggi sono ambitissimi nei musei di tutto il mondo, hanno delle quotazioni stratosferiche, quelli che riescono a essere venduti all'asta perché hanno una documentazione che glielo consente. Quindi quando andate al museo vedete tutti questi personaggi, ecco qui ce n'è una bellissima mostra, però oltre ai personaggi dovete capire che sono rappresentati anche altri elementi. In questo caso in alto a destra siamo nella grotta su Benazzu di Sant'Adi, vedete sono stati trovati questi pugnaletti Elsa Gammata, pugnali simbolici, e l'offerta che viene fatta alla divinità, c'è una storia molto interessante dietro l'offerta delle armi alle divinità, però purtroppo non posso approfondire. E invece sul lato sinistro vedete delle lunghe spade o forse degli spiedi, chissà, al cui vertice, nella cuspide, vedete c'è un doppio, purtroppo l'immagine è piccola, c'è un doppio cervo, un cervide perlomeno, con sopra un bronzetto che forse aveva partecipato a una caccia sacra.
Adesso vi devo dare un'altra suggestione. Allora, tenete conto che l'archeologia è composta dai materiali che sono oggettivi, nel senso che gli archeologi scavano nelle stratigrafie o nelle tombe sigillate, portano fuori il materiale e noi abbiamo tutti questi oggetti. Poi questi oggetti bisogna interpretarli, bisogna capire per che cosa servivano. Allora, adesso vi lancio un'altra suggestione. Allora, i bronzetti sono realizzati nel periodo in cui nel resto del mondo c'erano delle scene, delle storie raccontate, delle storie mitologiche oppure delle storie reali, le 12 fatiche di Ercole, oppure delle guerre, oppure dei sovrani che andavano a praticare la caccia sacra e vengono, vedete, ottenute in questi registri. Guardate, qui c'è un sovrano che esce per la battuta di caccia con i suoi diciamo guardaspalle, ci sono degli animali anche, e sono delle scene che troviamo nelle ceramiche, nei piatti, nelle pentole, sono molto interessanti. E addirittura qua abbiamo una situla in bronzo, questa è etrusca, però notate questa scena che c'è in questa grande coppa, dove nella parte superiore c'è un animale tenuto in catene, vedete, un animale cattivissimo, e ci sono questi personaggi che lo tengono a bada, sono pronti a ucciderlo, mentre qua sotto sembra quasi che ci sia una danza sacra, una processione di personaggi che stanno sempre dando, diciamo, una mano ai personaggi che ci sono nella parte superiore che tengono a bada il mostro, un po' come delle guardie di protezione. Bene, queste sono storie raccontate per immagini. I sardi sappiamo che nell'età del bronzo e nel primo ferro non utilizzavano la scrittura, almeno i segni sono ancora sotto dibattito, quindi bisogna valutare se i sardi utilizzavano un sistema di scrittura già esistente, quindi sistemi utilizzati nel sistema di palazzo, quindi in Oriente si scriveva, ma c'era anche la lineare A, la lineare B, quindi anche i greci un pochettino a Creta scrivevano, a Ugarit abbiamo il cuneiforme. Bene, in Sardegna non abbiamo ancora attestato né il sistema di palazzo né un sistema di scrittura autoctono, salvo poi cambiare idea. Sapete che la ricerca poi ci porta sempre a nuove prospettive, però abbiamo un grande vantaggio. Se i bronzetti fanno parte di scene come questa, potremmo ipotizzare che in realtà la nostra storia può essere raccontata dalle immagini dei bronzetti? E a questo scopo vi faccio vedere uno scavo che è stato portato a termine con molta intelligenza dall'archeologa a Domu de Orgia di Esterzili. È stata trovata questa pietra nella quale c'erano, vedete, dei bronzetti che sono stati lasciati piombati sulla pietra. Adesso, se ci sono dei bronzetti e assumono una loro posizione, è possibile che ci fossero dei racconti, delle storie che appunto venivano poi rappresentate da questi personaggi uno vicino all'altro? Vi faccio un esempio pratico. Noi oggi nella nostra religione, la cristianità, adotta il presepe. Nel presepe sapete che c'è il bue, l'asinello, c'è Gesù bambino, ci sono Giuseppe, Maria, i re magi, tutti i personaggi intorno, gli animali che girano. Bene, noi sappiamo, abbiamo la chiave di lettura del presepe e sappiamo cosa rappresenta, ma voi pensate di prendere il bue oppure Gesù bambino, lo togliete dal presepe e lo mettete isolato da una parte. Perde tutto il suo significato, cioè se passa qualcuno e vede un bambino nella culla non pensa a Gesù, noi pensiamo a Gesù, ma se uno non è di religione cristiana vede un bambino in una culla. Ecco, la stessa cosa è successa con i nostri bronzetti. Noi vediamo i bronzetti, ma abbiamo perso la scena che veniva rappresentata. Sono personaggi realmente esistiti? Allora, qui ho fatto un mosaico
dove ho scritto i nostri avi, vedete, ho tagliato le teste di questi personaggi proprio per farvi vedere la profonda differenza di uno con l'altro. Vi ho detto prima che sono tutti pezzi unici, però guardate un po', solo dai volti si capisce che ci sono, guardate, il copricapo a sombrero, il copricapo con le corna, quest'altro molto particolare a V rovesciata, oppure quest'altro, guardate, nordafricano, il copricapo con la berretta, diciamo sabberrita, come quello che abbiamo visto prima. Addirittura questo ha un serpente, mi sembra di capire che sia un serpente sul copricapo. Quindi vedete, tanti personaggi completamente diversi fra loro, ma tutti catalogati fra i nostri bronzetti, quindi rappresentano il nostro passato. Questi poi sono particolari, guardate, Lilliu li classificò nel 63 nel suo Sculture della Sardegna nuragica come demoni militari. Sono 5-6 bronzetti, non sono tanti, però hanno una caratteristica: tutta la loro potenza si esprime in maniera raddoppiata. Allora, anzitutto, guardate, hanno tutti e tre il copricapo diverso fra loro. Questo ha delle lunghe corna pomellate, questo ha un pennacchio davanti e questo ha l'elmo con le corna. Poi hanno il doppio scudo, vedete? Hanno due scudi con l'umbone, tra l'altro sembra il timbro dell'Unione Sarda, il logo del Banco di Sardegna. Anzi, probabilmente è il logo del Banco di Sardegna. Bene, sono tenuti da personaggi che hanno due braccia a destra e due braccia a sinistra, quindi non solo hanno il doppio scudo, ma hanno anche 4 braccia. Ma guardate un po' nel viso, hanno anche 4 occhi. Quindi demoni militari, perché? Forse perché Liliu romanticamente li vedeva come personaggi divini, dotati di una particolare forza, di un particolare valore, e quindi raddoppia la loro immagine. Quindi personaggi non normali, ma divinità che arrivano da un passato o da storie mitologiche e che vengono rappresentati appunto in posizione da parata. Altri bronzetti sono questi, guardate, questo è stato trovato a Antas da professor Ugas negli anni '80 in un sepolcro vicino proprio al tempio di Antas, in una tomba a fossa, ed è un personaggio che probabilmente è il dio Sid, però anche qui non entriamo nell'approfondimento, e ha un giavellotto, quindi una lancia, ha il segno benedicente. Tra l'altro molti di questi personaggi, vedete qua i genitali, qui sono in bella mostra, molti di loro hanno non solo gli attributi maschili, ma alcuni hanno anche gli attributi femminili, quindi questi non sono sicuramente personaggi realmente esistiti, ma sono forse dei bronzetti donati alla divinità in qualche rituale salvifico o rituale di fertilità. Qui abbiamo un altro bronzetto molto elegante con questo grande pugnale a Elsa Gammatta, e qui abbiamo un bronzetto forse di un personaggio del popolo, o forse porta una maschera, che presenta questo bastone stranissimo, perché è un bastone che all'estremità ha una luna, una mezzaluna diciamo crescente, quindi la luna a barchetta. Potrebbe essere scambiato per una stampella, ma in realtà questi sono dei bastoni che conosciamo, diciamo la ricerca archeologica li ha trovati, i bastoni lunati sono legati insomma sempre al mondo del sacro. E qui ci sono altre divinità, ecco, qui sulla sinistra vedete uno di quei bronzetti di cui vi parlavo poc'anzi, con gli attributi maschili e gli attributi femminili, quindi evidentemente qui siamo davanti alla richiesta di magari di una famiglia che andava a cercare dei figli, quindi un rituale fertilistico, però ripeto, sono sempre interpretazioni, quindi bisogna sempre rimanere coi piedi per terra e cercare di dare delle interpretazioni plausibili, o perlomeno dire sono miei pensieri, non sono la verità. E qui abbiamo questo elegantissimo personaggio, penso femminile, quindi una sacerdotessa con la maschera, con questi occhi rotondi, forse una sciamana, chissà, con questo copricapo. Guardate la bellezza del copricapo che ha in questa immagine centrale, lo vedete anche con delle pieghe nel cappello, magari erano uno di quei capelli a sombrero
e si è rotto, non possiamo saperlo. Ha una goliera fatta da anelli, guardate che bello questo collare, un mantello con questo motivo a chevron elegantissimo, e sulla mano sinistra presenta un'offerta, forse un'offerta per la divinità. Alcuni studiosi ipotizzano che in quest'epoca si praticassero i giochi sacri, quindi una sorta di, pensate ai gladiatori, questi duellanti che si sfidano e partecipano appunto a giochi legati alla morte, quindi anche cruenti. E qui abbiamo qualche rappresentazione. Abbiamo il nostro pugilatore di Dorgali, il cosiddetto pugilatore di Dorgali, con il suo perizoma, con tra l'altro il gonnellino di tipo egizio, quindi bisogna anche capire un pochettino questa iconografia, perché ha tutti questi legami con l'Egitto. E qui due lottatori, vedete, che stanno appunto, uno tiene fermo l'altro per i polsi, e quindi una lotta corpo a corpo. Passiamo adesso al mondo dei sacerdoti. Allora, i sacerdoti vengono classificati così soprattutto perché hanno il mantello. Quindi diciamo che è un'interpretazione che è stata data. Laddove ci sono dei personaggi col mantello si pensa che siano sacerdoti. Poi magari è anche vero, però si tratta sempre di interpretazioni. Io vi vorrei far notare invece che il mantello è sempre decorato anche nella parte posteriore, quindi è uno scialle, è un po', pensate ai vestiti, ai costumi sardi che sono così ricchi, così variopinti, bellissimi. Ecco, può darsi che fosse uno dei mantelli che portano poi le nostre donne durante le sagre, quando si vestono per sfilare ad esempio a Sant'Efisio. E il vestito è decisamente diverso. Questa indossa un tubino, vedete, anche forse due tubini sovrapposti, mentre qui vediamo in quella di sinistra delle balze, se ne notano 3 che vanno ad arricchire appunto questo abito. Le capigliature anche qua elegantissime, si notano i cappelli che fluiscono dietro il mantello. E qui abbiamo sacerdoti, personaggi maschili probabilmente, quindi sono dotati, vedete, di un bellissimo mantello, ma tutti e 3 hanno un bel bastone, quindi un bastone del comando, questo addirittura un bastone nodoso, il bastone di Mosè, chissà, anche qui vedete un personaggio che poi è finito nella cristianità, Mosè, uno dei profeti, e qui in Sardegna noi abbiamo la stessa tipologia di bastone. E tra l'altro questo bronzetto indossa anche il pugnale a Elsa Gammata, una bellissima spada a foglia, e indossa una maschera, questo è evidente che si tratta di una maschera, con un copricapo diciamo a carota però con la cresta. Questi occhi a mandorla spiccano, vedete, si differenziano notevolmente dal bronzetto che c'è sulla estrema destra, bronzetto che viene da Santa Vittoria di Serri. Guardate un po', questa è chiaramente una maschera con gli occhi rotondi, e questo ha un bastone, purtroppo da questa immagine non si nota, ma è uno di quei bastoni lunati, diciamo il bastone che finisce con la luna a barchetta, e quindi dobbiamo prima o poi dare un significato a questo bastone lunato. E qui al centro un altro elegantissimo capo, un leader, vedete, in segno benedicente, col suo bastone e col suo pugnaletto a Elsa Gammata, di cui si nota addirittura lo chevron della custodia, quindi pensate un po' in 10-15 cm i dettagli che riuscivano a mettere in evidenza. Qui abbiamo delle sacerdotesse, vedete, personaggi femminili, quello di destra sicuramente ha una maschera con gli occhi, vedete, grandi occhi, quindi poteva essere una maschera da indossare al momento del rituale. Il mantello è lavorato anche nei bordi, ha una tunica doppia come anche questa del centro, una bellissima tunica, tutte in segno benedicente, con le loro offerte verso le divinità. Questo è uno dei bronzetti più intriganti. Allora, vi dico subito che non è un bronzetto trovato in Sardegna, appartiene all'ambito etrusco, una tomba etrusca a Cavalupo di Vulci, che viene
classificata come tomba dei bronzi sardi, perché all'interno è stata trovata un'urna cineraria, quindi sono stati trovati i corpi inceneriti di 2 defunti, tutti e 2 personaggi femminili, uno intorno, adesso vado a braccio perché non mi ricordo esattamente, uno intorno ai 35 anni, uno intorno ai 15, quindi poteva essere madre e figlia o forse una sacerdotessa con la sua allieva, questo non possiamo saperlo. E poi sono stati trovati, vedete, queste fibule, poi è stata trovata questa bellissima cesta. Notare che è una cesta che ancora oggi sarebbe modernissima, le classiche ceste sarde, si nota, questa è in bronzo, quindi immaginate la qualità della lavorazione di questo bronzo. Ebbene, questo personaggio, notate subito che ha il gonnellino di tipo egizio, quindi a V, ha i sandali, ha un copricapo molto particolare, il copricapo degli aruspici, è un copricapo a cono, tipico degli sciamani, delle sacerdotesse. Ha sicuramente una maschera che presenta degli occhi gli occhi dell'illuminato, forse veniva utilizzata nei rituali di illuminazione, quindi rituali molto particolari, rituali sciamanici. Presenta la mano molto grande in evidenza, quindi un simbolo forte, e ha le trecce che scendono lungo il petto e finiscono in questo oggetto che tiene, diciamo, come se fosse uno scudo. Può darsi che sia uno scudo, anzi vi dico che gli archeologi vedono qui un personaggio maschile dotato di scudo e lo classificano fra i pugilatori di Dorgali. Io non sono per nulla d'accordo con questa interpretazione, secondo me è un personaggio femminile, non è un pugilatore, perché vedete che qui nella mano destra indossa una piccola tazza dove probabilmente all'interno c'era qualcosa. Allora vi do la mia interpretazione. Secondo me questa è una divinità, e vi faccio vedere le immagini, da assimilare a Demetra o a Cerere, cioè una divinità legata all'agricoltura. Guardate come vengono rappresentate. Hanno sulla mano destra un legame forte con l'agricoltura, era la divinità che ha dato l'agricoltura all'uomo, per questo è stata punita, quindi sua figlia Persefone è stata mandata negli inferi, lei non è andata alla ricerca, insomma una storia affascinante di Demetra, è legata proprio all'agricoltura, e nel rituale illuministico, nel rituale dei misteri eleusini, questa divinità esce fuori da un luogo buio una volta illuminata e dona appunto i semi dell'agricoltura all'umanità. È un rituale molto interessante, magari ne parleremo più avanti in qualche altra serata. Parliamo adesso degli offerenti. Allora, gli offerenti sono dei personaggi, probabilmente personaggi del popolo, naturalmente non sono i personaggi di bassa levatura, quindi hanno un ruolo sicuramente importante anche loro. Guardate come sono rappresentati. Allora, anzitutto, vedete, ci sono quelli che hanno il pugnale alza gammata, quindi sono dei personaggi di un certo prestigio, che portano degli oggetti o portano delle offerte. Attraverso questi oggetti e queste offerte possiamo capire anche la datazione di questi bronzetti, perché quando noi vediamo dei bronzi che offrono degli oggetti che noi conosciamo in ceramica, e in ceramica delle anfore che sono state datate con precisione, e vediamo un bronzetto che porta una di queste anfore, possiamo automaticamente inquadrare quel bronzetto proprio all'epoca in cui si produceva quella ceramica, quell'anfora. Quindi ci aiutano moltissimo i bronzetti nella calibrazione delle datazioni. Ad esempio, guardate un po' qua, fermiamoci su questo centrale, vedete, è un bronzetto che ha un'anfora molto caratteristica, si nota benissimo la pancia, si notano la bocca e il collo di quest'anfora. Queste sono le anfore che si trovano nello stile geometrico, quindi siamo intorno all'800 a.C. È attestato dalla ceramica, cioè anche se questi bronzetti non vengono trovati nel loro contesto naturale, un occhio attento, un esperto, uno specialista può subito riuscire a ottenere dei dati sostanziali semplicemente con l'osservazione.
Ha il pugnaletto del Sagammata, vi ho detto, il copricapo è diverso in tutti e tre, guardate, questa addirittura ha una sorta di acconciatura, forse anche lui una maschera, o lei, non so se sia maschile o femminile, presenta un'offerta di cibo ed è, guardate un po' il costume, che bello il costume di questo personaggio, una lavorazione veramente raffinata. Questo sulla destra offre un pane lievitato, non so, il pane di San Luri, non so dove sia stato trovato, però guardate un po'. Si nota addirittura dalla pettorina esce fuori una stola con le frange. Mi ricorda un personaggio del mondo dei giganti di Monteprama, uno spadaccino che ha questa stola bellissima, elegantissima, ecco, me lo ricorda parecchio, però quello aveva la spada, questo invece è proprio un offerente. Andiamo ancora avanti, qui l'ho duplicato, ecco qui ho fatto un errore, però si nota, guardate, da questa inquadratura si nota che il gonnellino nella parte bassa ha addirittura un incrocio, quindi guardate i dettagli, è come se fossero dei personaggi che sfilano e ci raccontano i costumi dell'epoca. Bisognerebbe farli vedere a scuola ai nostri ragazzi e dire, vedete, voi partecipate alle sfilate di moda dove vedete le miss, vedete le modelle, i modelli, ecco questi sono i modelli dell'epoca, perché attraverso di loro noi riusciamo a capire come si vestivano 3000 anni fa. Qui sulla sinistra vedete, questo ha una stola, forse una stuoia, chissà, non lo vedo bene, e il braccio, la mano destra in segno benedicente, e ha sulla spalla, guardate, un vassoio, chissà, forse sta portando dei pasticcini. Io ve le racconto così, diciamo in maniera quasi puerile, perché effettivamente non abbiamo delle interpretazioni sicure, certe. Quindi possono essere semplicemente i nostri personaggi che vediamo nelle sagre che ci regalano i dolcetti, gli amaretti, il guefoso, e chissà, anche all'epoca c'erano queste sfilate che nelle sagre questi personaggi sfilavano con i loro costumi tradizionali. Sulla destra abbiamo il bronzetto di Mazzanni, questo è stato trovato a Mazzanni dove ci sono i pozzi, quindi Valle Hermosa, è stato classificato da Liliu come barbetta perché presenta questo mento a V, secondo me è una maschera o forse chissà, sicuramente una maschera questa. Anche lui è un copricapo molto particolare, presenta gli attributi sia maschili che femminili, ha una ciotola, una tazza sulla mano destra e un'offerta di cibo sulla mano sinistra, e guardate, a tracolla ha addirittura la fiaschetta del pellegrino. Pensate che questo bronzetto è alto 9-10 cm, non di più, è piccolissimo, è al Museo Archeologico di Cagliari. Ora, pensate all'abilità di questi straordinari artigiani che in un bronzetto di 10 cm sono riusciti a evidenziare, guardate, la cinghia e addirittura la forma perfetta della fiaschetta del pellegrino. Erano veramente straordinari, non abbiamo niente da dire. Poi ci sono gli operai, guardate che bello quest'altro bronzetto, forse chissà, qui vedo degli attrezzi da lavoro, forse un'ascia, un martello, chissà, magari era un falegname. Anche questo ha guardate, una pelle portata sulla spalla, ha il pugnaletto a Elsa Gamata, guardate, un copricapo, anzi non è un copricapo, questo è proprio un nastro, una sorta di bandana, guardate, perché la testa emerge da questo cerchio, quindi una sorta di bandana appoggiata sopra, un copricapo forse arrotolato e tenuto sulla fronte. E poi ci sono gli animali. Gli animali sono tanti, sono delle rappresentazioni, ripeto, io vi ho parlato prima del presepe, chissà, facevano parte di una scena di caccia oppure una scena una scena agricola, la semina, forse c'era la sagra dove si seminava o dove si raccoglieva, dove si coltivava la terra, quindi un rituale fertilistico, e quindi c'erano questi animali che aiutavano l'uomo nelle loro attività e partecipavano appunto in qualità di bronzetti sacri nei rituali dei pozzi. Eccone ancora altri, guardate questo animale cornuto, forse questo è un palco di cervo, chissà, un cervide, quindi direi.
Questo è sicuramente una pecora, e un bue, un vitello, eccolo qua, animali sacri. Ma abbiamo anche degli animali che appartengono alla mitologia. Qui abbiamo il bronzetto di Nule, guardate, è sicuramente un animale, quindi vedete si nota la coda, tra l'altro è una coda a forma di serpente, maschile, si nota chiaramente che è forse un toro da monta, o forse chissà, il famoso Minotauro, mezzo uomo e mezzo animale, anche perché nella parte anteriore in realtà abbiamo il viso di uno dei nostri bronzetti, guardate, un viso con l'elmo, con le corna, ma qui prosegue, forse questo è un serpente, guardate, qui si nota la bocca, gli occhi, quindi un copricapo a forma di serpente. Vedete questo legame con l'Egitto, legame con l'antichità, quindi è vero che fanno parte di un mondo del 900, 800, 1000 avanti Cristo, ma ci sono dei bronzetti che provengono dalle storie, dalla tradizione orale che veniva appunto raccontata ed è stata messa su bronzo. Qui ho scritto, ieri come oggi, su suggerimento di mia moglie, mi ha detto, ma guarda un po', non sembrano i buoi che vediamo alla sfilata di Sant'Efisio con le persone sopra che offrono i dolci, offrono insomma a chi partecipa alla processione, fanno dono di questo. Ecco, ancora 3000 anni fa, vedete, venivano rappresentati e oggi li possiamo vedere nelle nostre sfilate. Lasciamo stare i personaggi e passiamo agli oggetti. Allora, gli oggetti sono tantissimi. Guardate questo bellissimo torciere trovato nella grotta Subenazzu di Sant'Adi, ha delle spirali, dei zigzag, dei trafori a triangoli contrapposti, e poi nei piedi, vedete, finiscono con queste corna, animale con corna pomellate, poi c'è questa spiga, questo chevron, dei disegni elegantissimi. Questo è un torciere viene chiamato torciere cipriota perché a Cipro sono ben conosciuti questi, quindi questi rapporti fra la Sardegna e Cipro, le due isole dei metalli, Cipro per il rame e la Sardegna per l'argento, chissà che non ci fossero dei legami molto forti per l'economia. E poi la classica cesta, guardate, la cesta a spirale, come si fa ancora oggi, cioè una cesta in bronzo che rappresenta una forse rappresenta un contenitore di cui si ignora ciò che c'è al centro, quindi anche misterioso, e questa spirale che rappresenta la rinascita, questo elemento che non ha fine, un ciclo continuo, e sotto ci sono dei gioielli. Venivano rappresentati anche dei nuraghi. E i nuraghi li troviamo, noi purtroppo oggi i nuraghi sono tutti mancanti della parte superiore, però ci sono dei bronzetti, vedete, che ci danno un'idea ben precisa di come potevano essere fatti. E tra l'altro c'è questo edificio a capanna con doppio spiovente che mi ricorda moltissimo il pozzo di su Tempiesio di Orune, con il suo doppio spiovente. Vi ricordate, l'abbiamo fatto in una delle serate precedenti, c'erano le spade conficcate nel vertice, in questo caso ci sono le colombelle. Approfitto di queste immagini per dirvi che nelle navicelle bronze ci sono spesso le colombelle rappresentate sull'albero oppure sui muri laterali. Ne parleremo venerdì prossimo perché faremo tutta una serata dedicata appunto alle navicelle bronze. E qui ritorniamo alle nostre ceramiche dell'età del ferro. Quindi guardate questa brocchetta impugnata da questo bronzetto sedutto che è stato trovato a Montesirai nel cosiddetto mastio di Montesirai, e versa da una brocchetta che è uguale a quella trovata a Sardara, Barumini, Paulatino, quindi un elemento che ci aiuta a classificarne il periodo di fabbricazione. E poi ci sono i musicisti, guardate quanti, anche questo bronzetto è stato trovato sempre nel mastio di Montesirai, sta suonando la cetra, comunque uno strumento musicale a corde, mentre questo è stato interpretato come uno dei cantores, quindi ancora oggi noi abbiamo i nostri cori, i nostri tenores, e chissà che questo non fosse proprio uno di quelli.
Il suonatore di Launeddas, anche questo ha gli attributi maschili e femminili, quindi un bronzetto cosiddetto itifallico per appunto il membro in erezione, che suona le Launeddas. Le Launeddas è uno strumento a fiato a 3 canne ancora oggi in uso. Sappiate che le Launeddas, essendo uno strumento musicale ancora in uso, ecco, e avendo una rappresentazione di Launeddas di 3000 anni fa, quindi del 1000 a.C., possiamo senza ombra di dubbio, senza essere smentiti, che le Launeddas sono lo strumento musicale tuttora in uso più antico di tutto il pianeta. Non esiste uno strumento musicale ancora in uso che possa vantare un'età così lontana. Qui poi mi sono divertito in queste ultime immagini, sono le ultime 2 o 3 immagini e poi vi lascio, dove ho preso dei personaggi attuali che vediamo nelle sagre. Guardate questo signore con la barba, non so chi sia, però mi ha ricordato moltissimo il nostro capo tribù, col mantello, molto elegante. E poi abbiamo questo bronzetto sulla destra. Ricordo che qualche tempo fa ci fu un dibattito fra appassionati, non era un dibattito davanti a una commissione scientifica. E durante questo dibattito ci chiedevamo che funzione poteva avere questo bronzetto, perché si nota questa corda che è spezzata nei 2 lati, ma si nota che sta compiendo un senso di rotazione, perché si è spezzata lasciando lateralmente i 2 cordoni, quindi non era un acquaiolo che poteva tenere le anfore. Questo ci ha fatto pensare a diversi utilizzi. C'era chi ha ipotizzato un marinaio, un altro un boia, addirittura, che questo è quindi il cappio da mettere nel collo. Ebbene, una delle interpretazioni più suggestive, ma che io condivido pienamente, era quella dei nostri Isocadores. Abbiamo visto che alcuni bronzetti somigliano con le maschere ai nostri Mammutones. Ebbene, noi oggi abbiamo Mammutones e Isocadores, tra l'altro qui stanno facendo la loro danza sacra nell'altare di Monte Dacodi, quindi un monumento di 5.000 anni fa. Bene, riportano le nostre tradizioni e io ho pensato, e se questo personaggio fosse il nostro attuale lanciatore di lazzo, quello che acchiappa le donne? Tra l'altro vedete che ha la maschera, quindi la maschera che ritorna, così come in antichità l'abbiamo ancora oggi. E poi abbiamo le pariglie, sempre personaggi mascherati. Sapete che la Sartiglia mettono la maschera, anche i Mammutone hanno la maschera. E guardate qua le pariglie, questo personaggio, un arciere che è in piedi sul cavallo, che sta facendo quindi una esibizione. Chiudo con le ultime 2 immagini per farvi vedere i falsi. Nell'Ottocento furono prodotti questi bronzetti che ormai sono diventati dei bronzetti interessanti, bronzetti veri, hanno pur sempre 200 anni. Bene, sono rappresentazioni di bronzetti che si cercava di spacciare come bronzetti autentici. Naturalmente non c'era la conoscenza dei bronzetti che abbiamo oggi e quindi erano ridondanti. Vedete queste facce, oggi lo vediamo chiaramente che questi sono dei falsi, però immaginate 200 anni fa, non c'era tutta la letteratura che abbiamo letto, che abbiamo avuto la possibilità di leggere, non c'erano le possibilità tecnologiche che abbiamo oggi di vedere i bronzetti e quindi i falsari producevano questi bronzetti, credo che si trovino all'Antiquarium Arborense dell'archeologo Momo Zucca, che se sta ascoltando lo saluto. Guardate che belli, sono molto particolari, si nota chiaramente che sono dei falsi. Ebbene, sono dei bronzetti che furono prodotti per